Benvenuti in Noi Chiesa, la nostra trasmissione dedicata alla vita della diocesi di Chiavari. E domenica, solennità di Pentecoste, la Chiesa chiavarese vivrà la gioia dell'ordinazione di un nuovo sacerdote, Don Andrea Strada. Don Andrea è nato il 6 febbraio del 1997, originario di Testana, a Genova. Dopo un trascorso lavorativo è entrato in seminario nel 2019. Negli anni di formazione ha prestato servizio nelle comunità parrocchiali di Bacezza, Sant'Andrea di Rovereto, Maria Madre della Chiesa e Santo Stefano a Lavagna. Attualmente è nella zona pastorale di San Bartolomeo della Ginestra, Riva Trigoso e Trigoso a Sestri Levante. Domenica, dunque, alle 15:30 nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari, il vescovo Monsignor Giampio De Vasini lo ordinerà presbitero. La celebrazione sarà trasmessa in diretta al canale 12 di Teleradio Pace, ma già sabato sera nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari il vescovo Giampio De Vasini presiderà la veglia di Pentecoste, prendendo spunto da una frase di Papa Leone XIV: essere Chiesa sinodale significa riconoscere che la verità non si possiede, ma si cerca insieme, lasciandosi guidare da un cuore inquieto e innamorato dell'amore. E la veglia sarà l'occasione per pregare per l'ordinazione presbiterale di Don Andrea Strada, appunto seminarista della nostra diocesi, che sta per diventare sacerdote. E nell'amore non c'è timore, invece, è stato il filo conduttore della veglia ecumenica di preghiera per le vittime dell'omo, trans, bifobia e di ogni violenza e discriminazione, che si è svolta a Chiavari nella chiesa di San Giovanni Battista. Una serata di preghiera e di ascolto. Vediamo com'è andata. Che storia avete portato alla diocesi di Chiavari del vostro cammino di fede e di vita personale? La nostra storia è una storia d'amore che ci ha visto incontrare quasi 10 anni fa e ci ha fatto innamorare. Eravamo già due belle innamorate di Gesù ai tempi, singolarmente, ma poi il nostro incontrarci ci ha fatto sentire che avevamo un cammino da percorrere un po' insieme. E dopo lunghi giri e anche un po' di fatiche, perché abbiamo incontrato una chiesa che non era pronta ad accoglierci, abbiamo sentito che c'era un Dio che, nonostante tutto, nonostante le chiusure, i limiti o le difficoltà, continuava a bussare a questa porta e quindi diciamo che, ecco, è stato un cammino di fede che ci ha fatto rimanere insieme in tutti questi anni nel nostro amore, e siamo qua anche oggi a raccontare questa nostra storia. Un cammino che nasce all'interno della Chiesa, comunque la vostra... Sì, noi cresciamo casa e chiesa, quindi la nostra casa era l'oratorio. L'azione cattolica. Esatto. Quindi da sempre un po' cresciute con questa fede, anche appunto donata fin da piccola, e poi appunto crescendo abbiamo iniziato a cercare un po' le nostre strade, ognuna per sé, e io ho intrapreso un po' un cammino verso la consacrazione. Mi sentivo chiamata a donare tutta me stessa al Signore e agli altri, fino a che appunto poi prendo i voti. E solo dopo però capisco che in realtà l'amore che provavo per Dani non era un semplice amore di amicizia, ma era qualcosa di molto più grande. Però essendo cresciuta appunto con l'idea che, ecco, questo amore non era molto regolare per la Chiesa, è stata una gran fatica cercare un posto in questa Chiesa con questo amore, però dopo i primi anni di fatica e di porte chiuse abbiamo trovato un posto in questa Chiesa, che è la nostra Madre Chiesa, che ci ha accolte e continua a custodirci. Cos'è cambiato in questo cammino? C'è stato un passaggio, un momento che vi ha fatto dire questo? Sicuramente è un grande travaglio, un cercare le risposte, bussare alle porte, e il cambiamento l'hanno fatto le persone che abbiamo incontrato.
preti, consacrate, giovani amici che accoglievano questo amore con naturalezza e facendoci proprio sentire che andava bene così e che eravamo amate così per quello che siamo. Oggi questo cammino continua e voi è una testimonianza che comunque ci può essere una storia per nome all'interno della Chiesa e questa storia porta il vostro nome oggi. Sì, infatti questo per noi è veramente un momento di grande gratitudine, ma anche di grande restituzione a Dio, perché se oggi noi siamo qui insieme, innamorate ancora dopo così tanti anni, dopo tutti i travagli, è proprio frutto di una grazia grande che ci ha visitato per nome, ci ha chiamato e alla quale abbiamo risposto sì, ci vogliamo stare con te Signore in questo cammino d'amore, e il fatto di poterlo raccontare ad altre persone che magari stanno attraversando o sono all'inizio o sono dentro in un travaglio che ha questo genere di domande, possa essere questo racconto davvero una carezza di Dio e dare tanta speranza, perché Dio ci chiama a questo, cioè a essere persone gioiose, innamorate e che abbiano voglia di raccontare il suo amore agli altri, e quindi questo è una storia d'amore, ce ne sono tante altre, questa è la nostra. Facciamo adesso un passo indietro. Oltre 500 persone in rappresentanza di quasi 70 confraternite hanno partecipato a Rapallo al raduno delle confraternite della regione ecclesiastica ligure. La giornata si è aperta con la messa presieduta dal vescovo di Chiavari in Piazza delle Nazioni a Rapallo e si è conclusa con l'imponente processione che ha attraversato il centro e le vie del lungomare, dove erano presenti 25 storici crocifissi. Vediamo. L'oro e l'argento dei fiori scintillanti, sullo sfondo l'antico castello sul mare. Una lunga processione di crocifissi processionali ha attraversato il lungomare di Rapallo in occasione del raduno delle confraternite della regione ecclesiastica ligure. Una settantina le realtà provenienti da tutta la Liguria e dal Basso Piemonte, che si sono dati appuntamento per la prima volta nella cittadina del Tigullio. 25 i crocifissi, circa 500 i partecipanti presenti. A chiudere il corteo l'arca con l'effigie della Madonna di Montallegro, patrona della città e copatrona della diocesi, portata a braccia dai sestieri. Un momento di fede, storia e tradizione popolare. Sempre una giornata per speciale raduno, innanzitutto per quello che rappresenta e poi che si ci trova con un sacco di amici che si vedono giustamente in queste occasioni. Ci incontriamo abbastanza spesso perché poi ci diamo una mano ormai l'uno con l'altro. I cristesanti sono rimasti in numero abbastanza esiguo, quindi nelle varie feste che ci sono in giro per la Liguria ci spostiamo e ci diamo una mano. È un onore poter partecipare a queste celebrazioni così belle, così umane, sono una cosa proprio di fratellanza, di umanità, siamo contenti proprio tutti. È un momento bellissimo, è un raduno bellissimo, il tempo ci ha assistito e quindi adesso partiamo per la processione. Ci sono anche numerosi iscritti che vengono dalla riviera di Genova, Ventimiglia, quindi siamo soddisfatti e contenti. Abbiamo cercato di fare del nostro meglio per far sì che questo raduno avvenga nel miglior modo possibile, riuscendoci in parte, però speriamo di fare. Ci abbiamo messo l'impegno, ecco, almeno quello. Direi che sta andando tutto bene e insomma poi siete stati anche fortunati da questa bellissima giornata. Ecco, quello era la cosa principale, perché senza il sole non si fa mai niente. Raccontiamo qualcosa della vostra confraternita. E noi siamo l'Oratorio dei Bianchi, che è qua dietro, proprio di fianco al comune. Siamo quelli che poi organizziamo anche la processione del 2 luglio per la Madonna di Montallegro, ecco. Allora ci siamo, cominciano i preparativi, finito questa giornata. Direi di sì, anzi sono già cominciati, sono cominciati quasi prima di quelli del raduno. Ma al di là di questa passione, no, che credo che si colga in tutti voi, c'è, mentre si porta appunto il crocifisso, un pensare un pochino più in alto, il significato profondo di ciò che si fa?
Quello sì, senz'altro, cioè quando uno sente il peso, ma sente il peso anche cioè di quello che porta, ma non solamente della croce, proprio di quello che significa, di quello che rappresenta. Si spera di farlo nel miglior modo possibile. Stamattina a Rapallo. Stamattina a Rapallo, il raduno, ogni tanto, qualche anno ci arriviamo, c'è un gruppo di giovani che porta al Cristo e ci siamo organizzati e siamo venuti qua, sì. È una confraternita di tanti anni? È 1600 e rotti, sì, all'inizio del 1600. Sì. Siete tanti? Saremo una 35-40 iscritti. Quest'oggi a Rapallo? Sì, a Rapallo abbiamo portato questo crocifisso per invogliare i nostri giovani, che abbiamo dei giovani validi. Allora abbiamo portato il Cristo grosso per farli invogliare, fare la processione, ecco. È proprio il più bello che avete? Sui 140 kg, restaurato 10 anni fa. E come va la vita nella vostra confraternita? Tutto bene, abbiamo dei giovani che stanno crescendo, la confraternita va avanti bene, nonostante qualche problema, come ci abbiamo tutti con le confraternite. Diciamo che se non viene la gente di fuori a darci una mano, tanti cristi non escono, ecco. Facciamo proprio comunale con quelli di Leca, Albenga, cioè l'unione fa la forza per far uscire cristi di un certo peso. Siamo una confraternita giovane e vecchia, perché abbiamo fatto i 600 anni, che non è tanto, e comunque cerchiamo di mantenere un qualcosa di vivo in un paese che sta andando sempre a perdersi, e finché ci siamo cerchiamo di mantenere, facciamo il presepe, facciamo le cose come confraternita e diamo una mano alla parrocchia per tenere vivo un qualcosa che purtroppo sta andando sempre a perdersi. È un modo anche per stare insieme. Per stare insieme, di convivialità, diciamo. Ad accompagnare la lunga processione anche la banda, presente un confratello di Arroyo Seco dall'Argentina e 2 gruppi di confraternite provenienti da Biella. Ad aprire la giornata la messa celebrata dal vescovo di Chiavari in Piazza delle Nazioni. Da parte di Monsignor De Vasini l'invito ad affidarsi a Cristo anche nei momenti più bui. In questi momenti chiediamo al Signore Gesù ciò che gli chiese quel tale del Vangelo. Credo, Signore, tu aiuta la mia incredulità, aiuta l'incredulo che c'è in me, aiuta l'incredulo che c'è in ciascuno di noi, e l'aiuto immancabilmente arriverà. Folta anche la rappresentanza delle istituzioni locali e regionali che hanno partecipato alla celebrazione eucaristica e hanno portato i loro saluti. Ho il privilegio di essere un confratello e oggi essere qui è veramente una festa, una gioia. Complimenti all'amministrazione di Rapallo e complimenti al priorato. La vita confraternale è una vita che arricchisce moltissimo, ma è anche fatta di tanti sacrifici, e oggi vedere tanti ragazzi in questa domenica testimonia il fatto che questo testimone non cadrà nel vuoto. Infatti ci ho tenuto prima di tutto a ringraziare loro, le consorelle e i confratelli che quotidianamente tengono vive le nostre tradizioni, tengono aperti i nostri oratori e continuano a portare un testimone meraviglioso prima di consegnarlo a chi seguirà. Sono orgoglioso di rappresentare i 67 comuni qui oggi a Rapallo. Ringrazio la sindaca Ricci perché non è scontato organizzare una manifestazione di questo genere, quindi ottima organizzazione. Ho detto una cosa semplice durante lo spazio che mi è stato dato vicino a Sua Eccellenza il Vescovo, che per noi, per coloro che vengono dall'entroterra, questo non è soltanto un momento di cristianità, ma un momento popolare, di ricordo anche delle tradizioni dei nostri vecchi, per cui veramente è un momento bello per tutta la comunità. È una giornata importante per Rapallo e sono contenta perché le confraternite sono la nostra identità, la nostra storia e le nostre tradizioni. Ho davvero sponsorizzato e creduto nella realizzazione di questo evento, anche perché il legame con le confraternite viene da lontano. Nella mia famiglia abbiamo sempre partecipato, grazie a mio padre, a questo mondo che è unione, comunità e davvero identità del territorio. Proprio una giornata di festa, vedere tutte queste tutti i confratelli e le consorelle con le loro divise, la cappa, il tabarro, le mazze, questi crocifissi, veramente una bella testimonianza di fede e nel miglior solco di quello che ci è stato tramandato dai nostri padri, con l'obiettivo di trasmetterlo ai nostri figli. La bella giornata è un dono che il Signore ci fa, ma
in questo dono riconosciamo che le confraternite sono per le nostre chiese un dono, quindi è questo da mettere al centro e questo è l'importante. Anche la Santa Messa così all'esterno è una manifestazione di fede, credo che possa far bene ai nostri cuori. Sì, avremmo potuto farla tranquillamente in chiesa, farla all'esterno è anche un segno di uscita, di vicinanza e di attenzione verso anche una città che è in dialogo con la realtà confraternale ed ecclesiastica. Stiamo vedendo anche tanti giovani vicini ai crocifissi. Sì, è una bella realtà che ci ispira e che ci deve spronare, come dire, a farci capire che non è qualcosa di antico, ma è qualcosa che può essere ancora attuale. E i giovani appunto sono un segno di speranza per le nostre confraternite e devono essere coraggiosi e responsabili, come dicevo, nell'andare avanti sulla scia degli anziani, di quello che ci hanno lasciato, ma magari portando anche degli elementi di novità, delle idee nuove. Ecco, e noi dobbiamo essere aperti ad accettarli, ad accoglierli, a lavorare con loro. E la comunità di Trigoso a Sestri Levante ha celebrato anche quest'anno la festa di San Gottardo, un appuntamento atteso nella parrocchia e non solo. Oltre alla messa e alla processione sul sagrato della chiesa che quest'anno è stata fatta, sono stati celebrati gli anniversari di matrimonio e le comunioni. La giornata di festa è stata preceduta da un triduo di preparazione che ha coinvolto tutta la zona pastorale di Riva, Trigoso e San Bartolomeo della Ginestra. La partecipazione è stata ampia con anche persone al di fuori della parrocchia. È da circa 600 anni che si festeggia San Gottardo a Riva Trigoso. Ed è stata inaugurata e resta allestita fino al 24 maggio all'antica farmacia dei Frati di Chiavari la mostra Profezie per la pace, presentata lo scorso anno al meeting di Rimini e dedicata a storie di riconciliazione in contesti di guerra. Per approfondire i contenuti, venerdì alle 18 all'Auditorium San Francesco un incontro che ha messo al centro la storia dell'amicizia fra due padri, uno israeliano e uno palestinese, ma ne vediamo nel prossimo servizio i contenuti della mostra. Il lavoro del meeting è scaturito dalla raccolta di un invito fatto da Papa Francesco in piazza San Pietro di essere aiutato a costruire la pace. C'era lì un insegnante che ha ascoltato questo invito e si è chiesta cosa poteva fare lei e se non lavorare con i suoi studenti. A volte le cose nascono così, da una persona che si sente chiamata e risponde. La mostra Profezie di pace presentata al meeting di Rimini lo scorso anno è stata scritta da un gruppo di studenti dopo una lunga ricerca dedicata ai contesti di guerra e a fatti di pace che avvengono proprio in quei contesti. Per esempio la mostra ha all'interno un pannello in cui si cita, era Don Giussani a citarlo, una frase delle Città invisibili di Calvino, no? Che adesso parafrasandola diceva cercare quello che inferno non è nell'inferno e farlo crescere. È quello che si propone la mostra. Questi ragazzi hanno cominciato un lavoro, si sono spostati, hanno cercato persone, le hanno intervistato, gli hanno posto le loro domande e hanno messo su questa mostra. Di guerra ci sembra di sapere molto, ma sono dati contenuti nel rapporto Illuminare le periferie dell'Osservatorio di Pavia e della Federazione Nazionale della Stampa Italiana. Le notizie che riguardano questo tema coprono all'incirca un quarto dello spazio riservato agli esteri dei telegiornali di prima serata. Osservando la copertura per continenti si scopre che il nord del mondo costituisce il 95% dell'intera copertura estera, mentre Africa, Centro e Sud America, Oceania e Antartide si dividono il 5% dello spazio riservato dai telegiornali agli esteri. Il punto era anche quello di conoscere e, come ha detto il Papa Francesco, ha detto espressamente che prima di parlare di pace bisogna frequentare le ferite delle persone. Non si può parlare a vanvera, no? Bisogna sapere che cos'è il dolore. E quindi la cosa che manca di più a noi adesso, pur in questo momento in cui il mondo sta bruciando, ci manca quello di frequentarle queste ferite. Infatti la mostra ha tutta una parte, che è una parte non approfondita, perché non è una mostra, non ha uno sguardo geopolitico, ecco.
una parte che indaga le situazioni singole, che sono molte, perché la mostra propone diverse situazioni di guerra in giro per il mondo, dalla Colombia al Sudafrica, a Israele e Palestina, alla Bosnia, quindi non si poteva naturalmente proporre un lavoro approfondito ed esaustivo su tutto, però la mostra si propone quella di presentare le situazioni di guerra, le ferite, il dolore delle persone. Cosa accade dentro questi contesti di guerra? Ci sono incontri, iniziative piccole e libere attenzioni, fatti che mettono insieme le persone al di là delle appartenenze e degli schieramenti. La guerra, per essere guerra, deve annientare l'altro, non nel senso di ucciderlo, ma deve dimenticare che l'altro è una persona come te, è un volto, è una persona che ha un padre, una madre. E ecco, le guerre annientano i volti, annientano le persone, mentre le esperienze di pace, questi volti li fanno risorgere. Tu non sei uno fra tanti. Tu sei quella persona lì e io perdono te, oppure accolgo te, oppure faccio qualcosa con te. Ecco, questo essere persone di fronte une alle altre è il punto centrale della mostra, che infatti nei pannelli, quelli dedicati ai punti di pace, propone proprio i volti dei personaggi, quelli che sono stati intervistati dai ragazzi, che sono sia nei pannelli, ma sia per esempio all'interno dei video. La mostra si compone anche di alcuni video, i video interviste, che possono essere viste durante la mostra e che quindi scoprono direttamente chi sono queste persone, no? È una scoperta umana. Il Centro Culturale Il Ponte sul Mare ha organizzato la mostra grazie al sostegno determinante della diocesi e al patrocinio del comune di Chiavari e grazie alla collaborazione dell'associazione Le Muse Nove e del centro studi Amadeo Peter Giannini. Profezie per la pace, la mostra dedicata a iniziative e progetti di perdono e accoglienza reciproca in contesti di guerra, allestita fino al 24 maggio all'antica farmacia dei Frati di Chiavari, non è solo un'occasione per scoprire cose nuove, non è una mostra che vuole esaltare iniziative irripetibili perché straordinarie, è un modo per scegliere di mettersi in gioco, come ha fatto quella insegnante che, ascoltando il Papa chiedere aiuto per costruire la pace, ha mosso sé e i propri studenti e ha dato vita alla mostra stessa. Al centro della mostra c'è una roccia costruita fra l'altro da alcuni ragazzi anche dell'artistico, dalla quale partono dei fili rossi che attraversano tutta la mostra, i pannelli della mostra, e finiscono fino ad una installazione, probabilmente una grata, diciamo, sulla quale poi ciascuno potrà lasciare un'impressione, un pensiero. Ecco, questa roccia è un simbolo evidente, nel senso che la roccia è un simbolo comune a tante civiltà perché rappresenta la forza, la radice, quello che, sulla quale poi si può costruire una storia, la storia di un popolo. Ma che cos'è questa roccia? Per costruire noi abbiamo bisogno di una speranza, di qualcosa di solido, diciamo, ecco, sembra banale ma è così, qualcosa di solido, di vero, che attraversi le nostre vite. È proprio da questa roccia che partono questi fili rossi che apparentemente potrebbero sembrare il sangue, la sofferenza comune a tutte queste persone, invece è esattamente il contrario, cioè rappresentano, non direi banalmente i fili di speranza, ma rappresentano la permanenza di questa solidità nella vita, di questa forza, di questa positività, che non è un'ingenuità, perché se noi l'abbiamo trovata in giro per il mondo, evidentemente c'è. E da questa roccia poi appunto si dipartono questi fili. Dalla visita alla mostra, sempre possibile ogni giorno dalle 16 alle 20 e la mattina dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14, il sabato e la domenica dalle 10 alle 13, non si esce a mani vuote. Si potrà portare via un pezzo di nastrino rosso perché ciascuno ha le sue guerre, cioè a casa oppure nella vita o sul luogo di lavoro abbiamo le nostre opposizioni e quindi avere questo pezzettino di filo rosso in tasca vuol dire che anche in quella situazione può accadere qualcosa di grande, qualcosa di bello. Dipende dal fatto che io lo voglia, dipende dal fatto che io possa guardare l'altro come una persona vera e dipende dal fatto che io possa guardare l'altro come un grande mistero, cioè una persona che porta in sé una diversità e un valore che magari io non conosco ma sicuramente c'è. Per approfondirne ulteriormente i temi e le prospettive, venerdì 22 maggio alle 16 all'Auditorium San Francesco di Chiavari il giornalista Alessandro Banfi intervisterà da remoto Rami Elanan e Bassam Ramini, due padri, uno israeliano e uno palestinese, che hanno perso le proprie figlie in una delle molte fasi del conflitto fra i due
popoli. In modo straordinario questi due padri si sono incontrati e hanno fatto un percorso di perdono per poter ricominciare a vivere, a guardare la vita, perché aver perso queste due bambine in questo modo così terribile poteva annientarla una vita. Invece da loro è iniziata una speranza e quindi sarà molto interessante ascoltare le loro storie. Saranno intervistati dal giornalista Alessandro Banfi e ci racconteranno che cosa è accaduto, perché a noi non interessa tanto dare delle definizioni, dire che bisogna fare così, perché a volte è difficile nella vita fare le cose giuste, no? Chi è capace di farle? Però vedere delle persone che hanno fatto un percorso e che per loro è stato possibile, vuol dire che è possibile anche per me, cioè il valore della testimonianza, il valore di una storia, ecco, il valore della realtà, ancora di più di tutte le idee, di tutte le ideologie del mondo. Chiudiamo questa edizione di Noi Chiesa con un appuntamento, perché il 23 maggio Teleradio Pace compie 36 anni. Per festeggiare insieme a amici e sostenitori, l'appuntamento sarà venerdì 29 di maggio alle 19:30 in piazza San Giacomo di Rupinaro a Chiavari. Prima la Santa Messa presieduta dal nostro vescovo Monsignor Gianpio De Vasini e poi a seguire sul sagrato della Chiesa un momento conviviale. Sono attesi tutti gli amici e tutti i sostenitori della nostra emittente. Con questa notizia si chiude questa edizione di Noi Chiesa, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.